famoso per i suoi carri giganteschi e per la gara tra le 5 squadre del comune che gli costruiscono una sorta di Palio di Siena, e per la premiazione è andato Luca Zaia. Siamo arrivati alla fine di questi 3 giorni dei carri di Cezza, com'è andata? È andata benissimo, siamo stati fortunatissimi per quanto riguarda il tempo e abbiamo fatto il record di presenze di sempre. Questo premia tutto il lavoro che è stato fatto dal Presidente, prima di tutto, che penso che non passi un giorno dell'anno in cui non pensa all'organizzazione del Carnevale, premia tutto il lavoro dei nostri carristi e di tutte le persone che girano intorno al Carnevale. È stata una cornice bellissima. Sono i numeri 1 e mi fa piacere ricordare, oltre che il Presidente, tutti i suoi volontari, perché è l'occasione di conoscere un grande volontariato che fa grande promozione turistica poi dei territori. Poi è facile fare il Carnevale a Piazza San Marco, bisogna venire qua per vedere cosa sono le vere fatiche. Dietro di lei vediamo la coppa che viene assegnata al miglior carro, giusto? Esatto, ogni anno la coppa, il premio finale viene dato in base a 2 classifiche, un premio viene giudicato dal punto di vista tecnico e poi c'è una giuria popolare. La sommatoria dei punti di queste 2 classifiche premia il carro vincitore della sfilata di Geza, e invito tutti al prossimo anno, che alla sfilata del prossimo anno vi attendo perché sarà ancora più bella di quella di quest'anno.